Siamo con Filippo Frate al termine della sfida contro i Crociati, è arrivata una vittoria 13-0 e l'importante era vincere e tornare alla vittoria, al di là di quello che poi erano le condizioni impossibili del campo, delle condizioni climatiche sicuramente non hanno favorito il bel gioco, non hanno favorito voi che avete attaccato per tutta la partita. Sì, è logico che per quelle che erano le condizioni del campo il primo obiettivo era quello dei 4 punti e quindi siamo contenti di averlo raggiunto. Inoltre abbiamo lasciato anche i nostri avversari a zero ed è insomma anche questo un motivo di orgoglio per la partita disputata oggi. Che dire, ormai siamo condannati a giocare su un terreno del gioco simile, ormai ho smesso di contare quante partite abbiamo fatto in queste condizioni. Dispiace perché per i giocatori che abbiamo, per il tipo di gioco che vorremmo portare avanti è un handicap notevole, soprattutto poi quando ti trovi a giocare contro squadre sulla carta inferiori, che insomma ovviamente c'è un motivo se noi abbiamo 60 punti loro ne hanno 0 e quindi questo fa il gioco di queste squadre che vengono per cercare di rompere il ritmo, per cercare di rallentare tutti i palloni e fa il loro gioco. Dispiace perché vorremmo divertirci di più, vorremmo far divertire di più i nostri tifosi, ma insomma dobbiamo avere pazienza e incrociare le dita sperando che arrivi la primavera quella vera, arrivi un bel sole che asciughi il campo, che ci permetta di esprimerci come vorremmo. Ecco. Senti, comunque consoliamoci tra virgolette perché comunque c'è da essere contenti dei 4 punti conquistati e anche di riesserci avvicinati di nuovo al Calvisano che è stato fermato sul pareggio dal Mogliano. Insomma, credo che siano due cose positive che vi possono far passare sicuramente una buona Pasqua. Sì, decisamente. Il risultato di Mogliano è buono perché comunque c'è una giornata in meno da giocare, quindi mancano solo 5 partite. Abbiamo messo altri 2 punti sulla quinta squadra classificata che è il Mogliano e ne abbiamo guadagnati 2 sul Calvisano che è al secondo posto, per cui sì, da questo punto di vista logicamente siamo contenti. È che probabilmente insomma, con un altro campo avremmo potuto anche provare a fare 5 punti e quindi aumentare di 1 punto il vantaggio sulla quinta. Ma va bene così. Ripeto, ormai è dall'inizio dell'anno. Andiamo avanti con quello che abbiamo, andiamo avanti con le attrezzature, con le strutture che ci sono e quindi lo dico sempre ai ragazzi e quindi è inutile lamentarsi. Lamentarsi non cambia le cose, bisogna lavorare e cercare di vincere tutte le partite. E adesso dopo la sosta pasquale, dopo il fine settimana pasquale che vi attende, ci saranno 2 sfide importanti che vi attendono alla ripresa del campionato, vale a dire le trasferte con la Lazio prima e con il Viadana dopo. Forse qui avremo una reale dimensione di quelle che sono le ambizioni, se potete puntare a qualcosa di più dell'attuale terzo posto in classifica. Sì, lo ripeto da un paio di settimane ormai, niente è deciso per i primi 4 posti e soprattutto perché ci sono diversi scontri diretti da giocare ancora. La prossima settimana sì, ci attende una partita decisamente molto difficile. La Lazio in casa non ha concesso niente a nessuno, ha messo in difficoltà tutte le grandi, buttando via anche un paio di partite praticamente già vinte. Per cui dovremmo essere molto bravi, molto concentrati, prepararla col massimo dell'attenzione perché una vittoria a Roma contro la Lazio, come hai detto, darebbe un'altra dimensione a quelle che possono essere le nostre reali possibilità di classifica alla fine di questa regular season. Vincendo lì potremo poi veramente puntare anche ad arrivare primi.